Allora, 4 orizontal, 4 lettaris. Satellite natural de Terre. Lune. 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 Dis horizontal, 6 lettaris di alc cal pesetant. Pesant. Pesant. 5 horizontal, 4 lettaris. Vigni iu dall'alt verso il bas, par vie dal sopes. 4 lettaris. Colla. Colla. Vot horizontal, 5 lettaris, cui cal duar simpri e a lei dispettoso. Vigli. Tu saras tu, Kel. Vigli, ma ti sei tu mai domandato c'è mai quando li robi sa colin avan sempre viarsi il bas e mai par su? Come io al domandi al telefono. C'è mai li robi sa colin sempre verso il bas. La forza di gravità. Ieri vade la giornata, Vasari un'eridade, con bravura io t'aldis, la mia tu parenti amis, tutti insieme in vecchia zutte, ascoltari une storiute, conti su se mostri, ogni di si fa così, tutto primiero gran furlan, non sta piedi di mamma, non sta là lontan lontan, sta ferti alla mamma, tutto primiero gran furlan, non sta piedi di mamma, non sta là lontan lontan, sta ferti alla mamma, e non sta là lontan lontan, sta ferti alla mamma. Mandi fruits, c'è molto staiso, ben chiatato. Io sono tutta intrigata perché mi immagini che vongoli tal miec dai pianeti dall'universo. Per esempio tal miec di pianeti come la Luna, Marte, Mercurio, Jupiter, Venere, Saturni, Nettuno, c'è biel. Io in cui che non scrivo, vigli. Mandi Daria, o soi Paoli di Basilian. Is è vero che tal spazi si resta per aia e non si rive a tornare giù? Mamma, mandi Paoli, sì, è vero, c'è che tu dici sale vero. Anin insieme tal spazi, 1, 2, 3. Io deso fruz. O soi covongoli fra miec de stelis e dai planesti all'universo. Yuhu! Is al qualchidun? Yuhu! E saveso perché covongoli? Perché che ca tal spazi non è la forza di gravità. C'è la forza di gravità. Torninte chiasute di mamma allora che usa il mostri. Chialait fruits, che lapis al cole iu per via de forze di gravità, o ben la forza che non sten fers partiere. Perché sduce calcole come che lapis o come un miluc quando calcole iu di un arbol, alva sempre bande il bas e mai bande l'alt. Per esempio, se provina a saltare più in alto podin, o torni sempre giù, perché non stira la forza di gravità.
Questo al succede perché la Terra, che è il pianeta, là che viviamo, ed opera la forza di gravità e tira d'ogni dal suo centro tutti i oggetti. Ma più si slontaniamo dal nostro pianeta, più queste forze è cale. Alle perché che dal spazio la così sta esprime non è la forza di gravità e perché si vongole l'isers. C'è studita, vigli? C'è molto saressial se non fosse la forza di gravità sulla Terra. Ben, al sares come tal spazio. Tutti oggetti che vengono in chiesa, alla resin a torpe stanze, come per esempio i plats. E anche tu, vigliut. Sì, se non fosse la forza di gravità, noi di noi e resteresti fissate per terra. Per esempio, come gli arbori sulla terra, o come gli scrocchetutis che ti plasin tanto. Mio resta fers coi pis e con gli chatis per terra. No, mo fruits. Volevo farmi domande su altri argomenti con tante curiosità? O volevo fare una dediche? Mandaita! Mamma, caiutvstar.com oppure al numero 333 72 02 vot 14. O le arai tut in trasmissione. Fasin un gioco. Viodin se o ses boins, dichiataiti al ciuz da queste stanzie un'evore disordinate in 5 secondi. Seso pronti? Vie! Io vi avviso chiataz. Bravs! Voleso ascoltare une biele storiute? Allora, spicciateli sorellis! L'Aquilon, test e illustrazioni di Miriam Pupini, la Grame Edizions. L'Aquilon. Mariute, sentade sunt un clap, e chiale maraveade li sfueis gialis e rossis de sviz in tal vignalut d'ogni plev. La mattina egli è freschi e clare, e l'aia sbortan pariù li sfa sbalà che è une bielecce. Mariute non sa resisti ai tentazioni e si mette a girare svoletan di qua e di là. Biel che è giù, e viota ad alti in tal cil un aquilon con tune biele code fatte di tanti flocuz di mil colors. C'è saraial. E pense che alant cul nas paraiar. E quel di bot. O soi l'aquilon. I dis. Mariute l'ucchiale. E già lo volare spar sé. E i domande. Indu lavastu così di corse? L'aquilon. Le chiale spalancanti siei voglons. Aspa spaltiliment, biele Mariute. E che, plene di ghionde. Oh, c'è biel. Oh, ven anche io. Spietimi. Pe tanto un salt, Mariute chiappe il svol. Ma l'aquilon ha le più sveldi, je. L'aiar sofflant lo fa svolà lontan, viers bugnins. Mariute e mov svelte li so salutis. Ma nu è di fa. Che alle più sveldi je. E svole, lo clame, si impegna, ma si fa sera e ieno rive a chiappalu. La luna e gli stelis, al parche i disin, Mariute, torni a chiase, la mamma ti spiete. La picciole Mariutine, e gli propit strache, tan svolà di ca e di là, vosante, clamant, cence podè chiappà pe code che il biel aquilon. Une vere disperazione. Mariute e svole viers la so chiase, strache e avilide, si indurmidis di bot sulla so rosute. Quan che si sve,
e gli un'altre volte di lune buine e con tante voe di giua. Biel che chiale a tor, e viot une biele fueone svoletai in quintri. Oh, tu sei proprio biele. Tu someis a un aquilon. I dis, fasin bocchie di ridi. E che? Sì, o sui proprio come un aquilone, o sai svolare d'alt. Vuoi stu giù con me? Mariuta non spietave altri. In 4 vot, e tacche une biele code alla fueone. E poi vie, a giua che ie une maravè. Indovine, indovinel. C'è si fasi alla metti un elefante tal frigorifero in dos mossis. Un, si vierci il frigorifero, doi, si mette dentro l'elefante. C'è si fasi alla metti dentro tal frigorifero una giraffe in 3 mossis. Si vierci il frigorifero, si ple il quel de giraffe e si le mette dentro? No, si vierci il frigorifero, si chiave l'elefante e si mette dentro la giraffe. Allora, vot orizontal 7 lettaris. Resta sospendut per aia. Vongola. Vongola. Vedi, prima, quando ho ieri in tal miec dai planeti, ho ieri in da a vongola. Invece, quando la forza di gravità resti in fer spartiere. Pensa che la forza di gravità è stata scoperta di un scienziato britannico, passe 300 anni in daur, che di nome al faceva Isaac Newton. Vedi, ma hai tu mai fatto una scoperta importante per il mondo dei ghiacci? C'è? Hai tu scoperto la forza di gravità che ti tiene attaccato dal tuo cuscino? Tu sei il solito simpaticone, Mamma. Ieri vade la giornata, pasaremo un'eridate, con bravura io t'aldis, la mia tu parenti amis, tutti insieme in te chiasutte, ascoltaremo une storiute, conti su se mostri, ogni dì si fa così, tutto il miel dovrà.